Lampedusa negli ultimi giorni accerchiata da imbarcazioni cariche di tunisini. In una notte sono arrivati in 29, in quella successiva in 99 e lo hanno fatto con complessive 6 microscopiche carette del mare. Poi una settantina di migranti sono stati soccorsi al largo dell'isola da un peschereccio di Mazara del Vallo. I profughi sono stati raggiunti da una motovedetta della Guardia Costiera che li ha portati a Lampedusa. In nottata erano sbarcati sulla più grande delle isole Pelagio anche altri 150 migranti che erano in precedenza su un gommone di colore nero. Il natante era stato avvistato a più di 70 miglia dall'isola di Lampedusa. La nave Marioni ha comunicato la propria disponibilità a cooperare con le autorità maltesi per le operazioni di soccorso. Poi Malta, stando sempre alle ricostruzioni della nave Mediterranea, ha comunicato via mail che il caso era chiuso e il gommone aveva raggiunto autonomamente le acque di Lampedusa. E il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini, commentando i continui piccoli sbarchi su Lampedusa, si è scagliato contro Malta ed è stato chiaro: se qualcuno era abituato a trattare l'Italia da campo profughi, con me, con questo governo, ha sbagliato indirizzo. Quindi, se è provato che i francesi scaricano i migranti nei boschi di notte e che i maltesi diano la benzina a giubbotti e bussole agli immigrati dicendogli sempre dritto si arriva in Italia, hanno proprio sbagliato. I richiedenti asilo che commettono un reato spacciano, scippano, stuprano, aggrediscono a casa. I 35 euro diventeranno molti di meno, si risparmia circa 1 miliardo di euro che in buona parte diventeranno 10.000 nuovi poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, quindi i soldi che togliamo ai mangioni dell'immigrazione diventano sicurezza. C'è un potenziamento dell'antimafia, un potenziamento dell'antidroga, ci sono più uomini delle forze dell'ordine e c'è un impegno per sgomberare le case occupate abusivamente che non c'era da anni, con più poteri ai sindaci. Nei grandi centri sì, verranno garantiti i diritti di tutti e i minori non li tocca nessuno, però gli abusi, i furbetti e i prepotenti e quelli che facevano i soldi sulla spalla di questa gente spariscono. E se qualcuno continuava a voler regalare permessi di soggiorno a spese degli italiani a caso, ha trovato in Salvini e in questo governo un ostacolo. Un esempio concreto: in Ghana con 6 euro al giorno garantiamo vitto, alloggio, scuola e poi lavoro a persone che invece qua con 35 euro vanno in giro a far casino.